Benvenuti cari tifosi azzurri, se ami il Napoli dal cuore, premi il pulsante mi piace così potrai sempre essere aggiornato sulle ultime notizie dalla nostra cara squadra. Andiamo al video. Il mercato del Napoli è sicuramente entrato nella sua fase più calda. Prima dell'inizio della sessione di mercato, il presidente aveva annunciato rinforzi a centrocampo e difesa. Il reparto difensivo è stato finora rinforzato con l'acquisto di Pasquale Mazzocchi, che di fatto ha sostituito Zanoli, in prestito alla Salernitana. Anche il Napoli sta lavorando per dare a Mazzarri un nuovo difensore. Tra i tanti nomi emersi, quello che sembra essere per ora in pole position è il Teate del Rennes. A centrocampo, invece, è arrivato da pochi giorni l'ufficialità dell'acquisto di Hamd Junior Traoré. L'ex giocatore di Sassuolo ed Empoli è stato ingaggiato dal Bournemouth. Potrebbe tornare molto utile grazie alla sua enorme duttilità, prendendo sostanzialmente il posto nella rosa di Elmas, partito per il Lipsia. Inaspettatamente gli azzurri si sono esibiti anche nel reparto offensivo. Cyril Ndonge, infatti, è stato prelevato dall'Hellas Verona. L'esterno offensivo, che può ricoprire anche il ruolo di attaccante o seconda punta, è arrivato per un compenso vicino ai 20 milioni di euro. Oltre a Ndonge, sono sempre più intensi i contatti con Popovic, giovane attaccante serbo classe 2006. Matija Popovic ha recentemente lasciato il Partizan. Visto il suo evidente potenziale, sono accorsi a lui grandi club europei, come Bayern Monaco e Milan, per esempio. I rossoneri hanno praticamente rinunciato alla corsa per il giocatore, mentre il Bayern Monaco l'ha presa molto sul serio fino a poche ore fa. Poi il sorpasso decisivo del Napoli. La squadra italiana ceduta ha battuto la concorrenza del club tedesco, trovando più facilmente un accordo con l'entourage del giocatore. L'operazione è stata portata avanti in sinergia con il Frosinone, società alla quale probabilmente verrà ceduto in prestito Popovic. Ciò è dovuto anche alla mancanza di posti liberi per i cittadini di paesi terzi nella graduatoria del Napoli, per cui non è stato possibile effettuare la regolare iscrizione. Secondo Gianluca Di Marzio, domenica il ragazzo dovrebbe andare al Frosinone. Non prima però di aver effettuato le visite mediche di rito presso il club partenopeo, che come di consueto verranno effettuate a Roma, a Villa Stewart. Le visite, spiega il noto esperto di calciomercato nel suo profilo 10, sono previste per domani. Secondo te, il Napoli è bene nel calciomercato? O no? Lascia il tuo commento al video e iscriviti al canale, Forza Napoli!